Ci troviamo da Essentia Coffee Project. Esatto. In via Sant'Agilla Cagliari. Essentia è una torrefazione artigianale con laboratorio a vista, negozio e scuola di formazione. Il fondatore Gianluca Mereu, ciao Gianluca, è appunto tostatore, formatore e lavora in questo settore da oltre 12 anni dopo esperienze diverse nella gestione appunto di torrefazioni e anche catene di caffetterie. Cos'è Essentia Coffee Project? E soprattutto cosa vi distingue da una normale caffetteria? Esatto, noi siamo principalmente una torrefazione artigianale, ok? Dove siamo una micro torrefazione artigianale. Quello che ci distingue particolarmente è che noi abbiamo tempo di poter spiegare il caffè. Nasciamo per poter comunicare il prodotto, per quello abbiamo inserito torrefazione, formazione e vendita insieme. Perché tutti questi tre tasselli vanno di pari passo. Con la formazione ovviamente formi i professionisti, mentre con la vendita diretta fai conoscere il prodotto. Principalmente ci occupiamo di caffè di buona qualità, lo tostiamo direttamente poi in laboratorio, quindi il cliente ha la possibilità di vedere lo show a 360 gradi. Senti, ci vuoi raccontare qualcosa di te? Certo. Com'è nata questa passione, questo indirizzo? Sì, questa passione nasce principalmente anni fa. Ho fatto la scuola alberghiera qua in Italia e poi per esigenze di crescita personale sono partito all'estero. Ho scoperto questa passione in Irlanda. In Irlanda, sì. Dietro casa, esatto. sei andato al fresco. Dove mi sono trasferito lì a vivere. E crescendo ho scoperto che a lavorare come barista e ho iniziato a scoprire che c'era un mondo dietro il caffè, con tanti piccoli corsi di formazione. Dopodiché sono stato assunto in un'azienda che era in forte crescita e con loro hanno visto delle mie potenzialità e la mia passione soprattutto per il mondo del caffè e li ho seguiti in un percorso che è durato più di 10 anni. Poco più di 10 anni, sì, dove abbiamo aperto 9 caffetterie in totale, più una torrefazione, dove era una torrefazione. Quindi hai fatto un'esperienza, diciamo la tua formazione Esatto. è stata all'interno dell'azienda. Esatto. Poi ovviamente mi sono qualificato con tanti corsi Ecco. di corsi professionali, tra cui ho partecipato anche all'Arabica Q-Grader, che è un corso professionalizzante, forse il corso più complicato perché sono 19 esami di analisi sensoriale, quindi dopodiché questa azienda comunque sia cresciuta molto in fretta e io ero oltre a essere l'immagine, ero anche il direttore di questa azienda che ho partecipato comunque sia all'espansione. E qui la domanda arriva spontanea, dopo una crescita, una formazione, una carriera di questo genere, cosa ti ha spinto a tornare in Sardegna? Mi mancava un tassello che ho avuto l'opportunità di poter continuare a lavorare in azienda lì, ho avuto altre opportunità anche di poter aprire un mio progetto sempre in terra irlandese. L'unica cosa è che dopo tanti anni all'estero mi mancava qualcosa, mi mancava un tassello che volevo continuare a fare il mio lavoro e portare la conoscenza di questo magnifico mondo anche nella mia terra. È per quello che è nato l'idea dopo una bella pausa di un anno di riflessione, di studio di mercato qua, è nato questo progetto. Quindi oggi hai aperto questa realtà molto bella, molto particolare, sicuramente curiosa e che incuriosisce chi è abituato insomma al solito, non so se la solita caffetteria, al solito bar. Qual è l'esperienza che vorresti far vivere a chi entra qui per la prima volta? L'esperienza in particolare è quella di conoscere il processo del caffè, dalla piantagione alla tazzina, per quello che ci sono anche dei video, ci sono all'interno del locale, poter spiegare completamente che il caffè nasce come un frutto,
far vedere il caffè crudo ai clienti che molto spesso non hanno avuto l'opportunità di vederlo, e vivere a 360 gradi l'esperienza del caffè fino ad arrivare al caffè che si portano a casa. Perfetto, noi ti ringraziamo e consigliamo tutti i cagliaritani e non, questo è il periodo di forte afflusso turistico, di venire a trovarti e vivere appunto questa esperienza. Grazie.